In questo episodio andremo alla scoperta di una ex acciaieria, un tempo fiore all'occhiello dell'economia locale. Dopo la morte del fondatore nel 1999 e vicende avverse, l'azienda entra in agonia fino al fallimento. Ad oggi il sito è in attesa di riqualificazione e si sta cercando di trasformare l'area in spazi per nuove attività commerciali. Amici del canale, buongiorno e benvenuti in questa nuova esplorazione Urbex. Anche oggi anche perché nella scorsa esplorazione, di cui dovreste già aver visto il video, in realtà in questo momento devo ancora farlo uscire, ma uscirà prima di questo, siamo solo io e lui, siamo venuti a vedere questa ex acciaieria, che sappiamo, cioè siamo già dentro e si vede che Sì, perché dai strada proprio sì, qui. da in strada, quindi siamo entrati subito. È molto, molto vuota, però, l'edificio è ancora, storico diciamo, e quindi è molto bello, molto particolare, In teoria, verranno delle belle foto. Poi, abbiamo visto un video risalente a circa 3 mesi fa, sì, dove c'era ancora comunque qualcosina da spulciare, da guardare. Andiamo a scoprirlo insieme. Dimenticavo di dirvelo. Iscrivetevi al canale, lasciate like, dislike, quello che volete, commentate, aiutatemi a crescere anche solo con un commento, con un like. Grazie. Andiamo in esplorazione. dai, No, uno scooter. perfetto. Cominciamo bene. Vabbè. Povero scooter. Queste sono le docce, ma se uno sta un attimo fuori fuoco, poi si può fare la doccia. Ma fate apposta, no? Per Sai? non sporcare tutto in giro. Sì, sì, capito, ma cioè, ascolta, io non sono prosciallo, però bisogna, cioè, per entrare qua è obbligatorio usare la scala per montare l'asta sulla civiera. Che cos'è la civiera? Beh, Se lo cercheremo. qualcuno lo sa, ce lo faccia sapere, se no cerchiamo online. Guarda, questo l'abbiamo trovato anche nell'altra fabbrica. Catene. Sì. Vabbè, dopo oscuri. La notte dicembre 2000, 2 giorni, scusami, 18-19 dicembre 2000. Ah, Pronto soccorso 2004, e questo? formazione antincendio sempre 2000, Rischio però medio. in aprile. E i vasetti, i campioni di urine. Sì, è quello per il sangue. Probabilmente facevano Fazione di testo. i poi dipendenti come facciano il lavoro da casa. Qua sì, evidentemente avevano l'uso dei muletti, quelle cose là. Ah beh sì, perché quando muovi Eh robe... sì, carrelli in movimento. Sì. Poi c'era la bacheca con annunci, insomma robe, sì, Sì, annunci, informazioni. sì. Laboratorio però, vedi? Quello verde, un po' scolorito. Vuoi il cartello del numero del telefono? Sì, un po' macinato, però.
Non c'è più niente, quasi. Cos'è sta roba? Sì, avevo visto che c'erano dei prodotti tipo per sviluppo, robe. C'era anche Agfa. Una striscia dritta, chissà che roba era. Sono tutte così, guarda, vedi che le scatole sono Sì. vedi cosa? No, quelle sono grandi. Quali? Là, davanti a te. Dentro il mobiletto. Ma perché in quanto solo? Sono un genio. Vedi che sono delle linee. Aspetta che sei ingrippato tutto. Sono delle linee dritte, sì, facciamo robe particolari. Ma è con le lastre, non capisco il senso. Boh. Capisco il senso. Con cortese attenzione amministratore unico, faccio seguito alla conversazione telefonica di ormai 2 settimane fa per constatare che, diversamente da quanto pronunciato, nessuna proposta di rientro non è stata formalizzata, bla bla bla. Mm, mm. E poi qua ho letto in velocità. Scusate il ritardo, chiediamo il pagamento di rate mensili di 500 euro al mese. Dopo il pagamento di 6-7 rate di funzione delle entrate, se possibile, incrementiamo la quota mensile. È un momento difficile. E questi gli ha risposto d'accordo per rata 500 euro mensili, ma il primo acconto deve essere più sostanzioso. Però poi qua non si sa di quanto. No, ecco qua, un momento molto pesante, ci chiamano così e questo ha detto va bene, stiamo in attesa del primo Bonifico. pagamento, poi. Dio vede e provvede. È brutto però leggere queste cose, capisci perché è fallito tutto. Giudice di pace, ricorso per decreto ingiuntivo, un avvocato di Bergamo, giudice di pace di Bergamo, ta 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 ta. Scusa, ma il Ritardi di pagamento. tuo microfono che fine ha fatto? No, quando mi sono tolta la cosa. Bene, adesso dobbiamo andarlo a cercare. Eccolo. Ritrovato il Ma microfono. se lo Si è accendiamo? spento. Eh sì, perché poi. No, dove è il tasto? Ritrovato il Quindi microfono. fino adesso. Ragazzi, non so che cosa sarà sentito di quello che ho detto fino adesso perché non mi ero accorta di aver perso il microfono. Meno male che l'hai visto te e l'abbiamo recuperato. Semmai coprirò con un po' di parlato. Scusate, ma non mi ero proprio accorta perché mi sono tolta la tracolla della macchina che mi rompeva i maroni e è venuto via anche questo. Aspetta che è sporco. Microfonata. Vabbè, adesso torniamo indietro, visto che abbiamo ritrovato il microfono. Meno male. Guarda sto albero. Madonna, le radici dell'albero. Hanno distrutto il cemento. Ah, lo stanno tirando su. Mm-mm. Ma questo è cresciuto qua, cioè, una volta era solo cemento. Che sta un albero? Eh, Boh, no, non so. Vabbè, questa vedi? qua c'è la pesa, c'è il macchinario che la Ah, pesa. cioè, non l'avevo vista. Se finiamo di fare gli uffici poi lo vediamo. Sì. E lì la centrale elettrica, vedi che è Mm-mm. ancora collegata. Sì. Lo poniamo anche là. Cioè, avevano una centrale elettrica loro? Sì, là c'erano una specie di molle, le chiamo io, Sì, sì, sì. per distribuire la corrente. Sai che beh, con l'acciaieria, sai quanto consumi. Ah, qua c'era una sala elettrica. Qualcosa del Sto genere. facendo una foto, tanto sono super coperta qua. C'è il cancello. Qua c'erano degli attrezzi, sicuro. Sì, abbiamo un altro calendario del
2000? Sai? Non 2006. sai? Sarà tipo un'officina? Ma Sì. C'è più niente qua. Sappiamo che c'è una strada lì, sì, sì. Sì, ma per fortuna siamo ben coperti al cancello. Ma ci vai sopra, sì? Sì, vabbè, farro pieno. Eh? Farro pieno. Questa era la bilancia. Ah, quando esci poi vengo io a vedere. Vieni. Ah, sì. Cioè, funziona ancora. Sì, sì, sì. Portata 80.000 chilogrammi. Romano 20.109 grammi. No, Non lo so. nemmeno io. Chili 1200 credo, perché non si legge tanto. Perché non è, cioè, nemmeno... Sta pigliato. Tara, 2, 3, 7, 20. Ah, 20, segnato, no, 2. Ha segnato il 2 rosso. Ma... Vado però. Proprio non c'è scritto che cosa portava. Nella parte che c'è scritto merce, non c'è scritto niente. Attenzione che è pieno di vetri. Sì. Vabbè, sì. Sono tutti gli appendiabiti, una ciabatta. Come si sta sfogliando il colore? Eh sì. Vabbè, i bagni classici. Con intatti i lavandini. Attenzione ai buchi. Eh sì. Bagni. Ah, doccia, Vabbè, perché sì. ci sono ancora le pedanine. Sì, pedalini in legno. Questi sono anche meglio, cioè qua ci entri. Schifo. Comunque c'è ancora la doccia intera. E quelli di là c'entravano solo i super magri. Fammi entrare, amore, grazie. La portineria mi là c'è gli elmetti per i signori visitatori, probabilmente trovi a piedi. Ci sono altri bagni. Ah, Sì. i bagni delle donne. Eh. Ah, quello era uomini. Beh, si ritornerà indietro. Mi sa che siamo dove eravamo prima. Non so se si apre sta porta. Ah no. Le scarpe antifortunistiche. Gli spogliatoi. Ah sì, ma questo è un altro spogliatoio? Ah, sarà quello delle donne? Visto che c'era un'indicazione per il bagno. Questo mi sa che era lo spogliatoio delle donne. Primo, vabbè, perché di là indicava il bagno delle donne. Poi, a parte quelle, ci sono tutte le scarpe più piccole. Che poi, se fosse per me, mi serve lo scarpone gigante. E poi c'è lo specchio. Rotto. Vabbè, perché
Noi signore ci mettiamo sempre in ordine. Il primo anno in cui ho lavorato in un ufficio in vita mia, nel 1900, per un anno solo, c'erano questi. I mega floppy. Hanno un nome, ma in questo, scusate, ho la caramella. In questo momento I non, 44 sono quelli piccoli, questi non mi viene. dopo lo mettiamo. Qua credo che ci sia il laboratorio. Ah, beh, è aperto sopra. Che sia aperto? Sì, qua c'è il laboratorio. Ti stai portando dietro un'erba? Ok. Va bene. Cioè, io ho gli anfibi, fanno un casino a scendere da di qua. Ah, vabbè. Spettacolo. Amore, entra perché c'è l'unica casa da cui ci potrebbero vedere. E là. Bello. Solo questo vale la visita. No, vabbè. Tutte bucce. Ce n'è una molto con la schiuma che esce, hai visto? Oh, io non so. Chissà che cosa c'era dentro. Acido nitrico al 10%. Benzene. C'è tutto l'elenco della marca di quelle bocce lì, dei reagenti, potassio nitrato, Bello sto posto, però vale potassio solo... persolfato, qua si arriva mio zio, No, ci spiega tutto. qua la visita vale solo Ah, questo posto. qua peccato o è andata rotta o è caduta. Se è andata rotta qualcuno l'ha rotta, volevo dire. Che posto, no? Che figata il laboratorio. E qua si vedeva la fabbrica, Sì. vedeva tutta la fabbrica da qua sopra. Quanto sarà profonda sto schifo d'acqua? Adesso vediamo. Piano. Vedere abbastanza. Che miseria. A parte che, Penso abbastanza, madonna, qualche sì, metro. perché sopra qua non c'è più il tetto, è acqua piovana, misto schifo. Mm. Ma che fosse il forno qua, vedi? Vietato salire sul carro del forno. Sì. Questo tutto. No, tutto no. Ma non c'è più il forno. Ci sarà stato Mm, il carro che correva mm, e poi bruciavano e spostavano, hai capito? mm, mm. Sì, spostiamoci da di qua perché c'è una casa da cui potrebbero vederci qua. Probabilmente penso questa fosse l'ultima zona di lavorazione perché qui c'è collaudo positivo, materiale conforme alla spedizione. Sì. Poi probabilmente da di Magazzino. qua, esatto, non va via. Direi chiuso. Mamma mia. Proprio il sole Sì. diretto. Di qua niente. No, infatti io ho visto una scala, ma era fuori dal cancello grande, che è impossibile andarci perché sei sulla strada, ti vedono tutti, Adesso andiamo a vedere. a meno che non ci sia un ingresso da dentro. Cos'è? Cos'era? Un orologio? Ah, è vero. Ah, poi c'è il pronto soccorso. Com'è? C'è il pronto soccorso. Ah. C'è Vara Edera Sì. che è cresciuta qua.
Basta che stai bassa. Sì. Era aperta sta porta? No, l'ho aperta io. Un po' di faldoni. Sarà la zona degli uffici? Cosa c'è? Miccio. Amore! Miccio! Amore! Miccetto! Cosa fai là? Dai. No, non farlo Oh, entrare. ecco cos'era il Senti che rumore. casino, ecco cos'era. È tutto pieno di raccoglitori. Mm. L'anno 2003-2004. Certificati medici. Un po' di tutto, bolle di reso. Sì. Qua c'è ancora il compare, il monitor, Sì. tastiera. Qua c'è il bro. Ah, c'è il bro qua. Sarà stato Dopo cercheremo. il fondatore, no? Ma questi sono un po' più vecchi. 2011. Non so a che anno abbia chiuso, devo cercare. Poi guardiamo. Mm. Che hai trovato? Allora, c'è il certificato di approvazione della qualità ISO 9000 e dell'anno 2004 Mm. e scadeva nel 2010. No, 2007 e scadeva nel 2010. E di fianco sempre un certificato di approvazione per la lavorazione, io leggo carbone manganese, Mm. solo che non riesco a leggere. Ah, Anche quello fino al 2009. Opla. Ah, guarda, avevano pure fatto una collaborazione con Teleton nel bello. 2000, Ottimo. casa Teleton. Ah. Adesso cerco di uscire senza uccidermi. Questo pieno vetri qua. Vabbè, qua c'è un bagno distrutto. Altro ufficio? C'è niente? No. Un po' di carte. Ah, sì. Anche tutte belle in ordine. Mi sa che qualcuno che è già venuto qua le ha... Strano. Ok. Sono le luci. Sì. Accordo aziendale con i corsi tenuti dalla Confindustria, sicurezza. Ai ai ai. Questi sono tutti licenziamenti, mamma mia. Cessazione del rapporto di lavoro, guarda quanti. È veloce. Sì, C'è che strada. 2011. Voglio fare una foto qua dentro. Sì, mettiti qua. Sì. Vengo, aspetta. C'è ancora la lampada e tutto qua. Clima, vabbè. Bene, direi che abbiamo visitato tutto il posto e quindi Un possiamo... po' di luce. Oh, grazie. Dicevo che mi pare che abbiamo visitato tutto il Sì. posto, quindi possiamo chiudere il video e andarcene. E niente,
Io so di averlo già detto durante questo video, ma questi posti così piacciono tantissimo e ci starei 800 ore a far foto. Va bene, come sempre, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, dislike, quello che volete, abbonatevi, un commento che fa sempre piacere, seguitemi anche sugli altri social, Instagram, Facebook, quello che vi pare, e ci vediamo alla prossima, che in realtà sarà domani con tutta la squad al completo e anche una persona in più, forse non Sì, hai? devi Una essere o due forse. Una quasi sicuro. sicura, forse anche due. A domani allora, cioè al prossimo video per voi.